ogni bene, tutto il bene, tu solo buono. A te ogni onore e gloria, tu sei il Santo Signore Altissimo, sei onnipotente. A te ogni onore e gloria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa, e in particolare l'Ordine Francescano, celebra la memoria di un santo straordinario che è San Pietro d'Alcantara. Giovanni Garavito nacque nel 1499 ad Alcántara, in Spagna. Compiuti gli studi a Salamanca, si fece frate minore e, ordinato sacerdote, ebbe nell'ordine diversi uffici. Nel 1554 ottenne il permesso di riportare l'ordine ad una più stretta osservanza della regola, e da allora si unirono a lui molti compagni che egli formò alle penitenze, astinenze e assoluta povertà. Animato da zelo apostolico, si dedicò con buoni risultati alla predicazione. Incoraggiò Santa Teresa d'Avila nella sua opera di riforma dell'ordine carmelitano. Scrisse anche delle opere nelle quali espose la sua esperienza ascetica, nutrita specialmente di devozione verso la passione di Cristo. Morì ad Arenas, presso Avila, il 18 ottobre 1562. Fu beatificato dal Papa Gregorio XV il 18 aprile 1622 e Clemente IX nel 1669 lo iscrisse nel numero dei santi. Una figura stupenda che ha segnato la storia nella spiritualità francescana. Sul suo esempio siamo incentivati anche noi a camminare nella via del Vangelo. Per quelle volte che il nostro passo non è stato così veloce, così rapido, ci affidiamo all'amore misericordioso del Signore. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che in San Pietro d'Alcantara hai unito in modo meraviglioso i doni di una straordinaria penitenza ad un'altissima contemplazione, fa che per i suoi meriti possiamo raggiungere i beni eterni usando saggiamente di quelli temporali. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla
lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ora, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata dalla legge e dai profeti. Giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che credono. Non c'è differenza, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, per mezzo della redenzione che è in Cristo Gesù. È Lui che Dio ha stabilito apertamente come strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue, a manifestazione della sua giustizia, dei peccati passati mediante la clemenza di Dio, al fine di manifestare la sua giustizia nel tempo presente, così da risultare Lui giusto e rendere giusto colui che si basa sulla fede in Gesù. Dove dunque sta il vanto è stato escluso. Da quale legge? Da quella delle opere? No, ma dalla legge della fede. Noi riteniamo infatti che l'uomo è giustificato per la fede, indipendentemente dalle opere della legge. Forse Dio è Dio soltanto dei giudei? Non lo è anche delle genti? Certo, anche delle genti, poiché unico è Dio. Parola di Dio. Con il Signore è la misericordia e grande è con Lui la redenzione. Con il Signore è la misericordia e grande è con Lui la redenzione. Dal profondo a te grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Con il Signore è la misericordia e grande è con Lui la redenzione. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Con il Signore è la misericordia e grande è con Lui la redenzione. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora. Il Signore è la misericordia e grande è con Lui la redenzione. Alleluia, alleluia, alleluia. La verità e la vita, dice il Signore, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto: loro profeti e apostoli, ed essi li uccideranno e perseguiteranno, perché a questa generazione sia chiesto conto del sangue di tutti i profeti, versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele e Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario.
sarà chiesto conto a questa azione. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, volevano entrare, voi l'avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua bocca. Parola del Signore. Il brano del Vangelo ci ha riportato due guai a voi di Gesù tremendi contro quelli che erano un po' gli oppositori alla sua parola, gli scribi e i farisei, coloro che si ritenevano autosufficienti perché conoscevano la legge e la spiegavano al popolo, ma non per far comprendere l'amore di Dio, ma per imporre dei fardelli sulle spalle. E Gesù reagisce a questi atteggiamenti che non rispondono, non rispecchiano il cuore di Dio. San Paolo, nella prima lettura, introduce la comunità cristiana che segue passo passo la sua lettera a quello che è la realtà profonda. Da una parte c'è il disegno salvifico di Dio e dall'altra c'è la risposta dell'uomo. Quando sentiamo il termine di giustizia, non dobbiamo pensare a quello che è il concetto che usualmente viene utilizzato, questo termine, nella nostra cultura, la giustizia come l'applicazione della legge. Se sei a posto con la legge, bene, altrimenti hai delle sanzioni. Ma per la Bibbia, specialmente per Paolo, il termine giustizia si riferisce al modo di agire di Dio nella storia, o se vogliamo, il disegno di salvezza che Dio ha elaborato per l'umanità, che trova in Gesù il perno, il punto centrale. Tutto nel progetto di Dio Padre è orientato al figlio suo, Gesù, il quale attraverso l'incarnazione e la Pasqua, la passione, morte e risurrezione, realizza, compie per l'umanità la salvezza. E l'umanità trova salvezza dal peccato da cui è dominata attraverso la fede in Gesù. Ecco il termine forte di in Gesù, cioè l'accoglienza della nostra esistenza a livello intellettuale e a livello pratico esistenziale. L'accoglienza di Gesù è quella che ci introduce nella salvezza, nella grazia di Dio. L'amore del Padre che non esclude nessun uomo, perché Dio è Dio di tutti gli uomini e vuole la salvezza dell'intera umanità. Dio Padre
che ci raccoglie attorno alla mensa della parola e del pane, per renderci fedeli e umili testimoni del suo amore, rivolgiamo la nostra preghiera e diciamo: ascoltaci, o Signore. Di sempre nuovi profeti alla tua Chiesa, aiutala a riconoscere il cammino che tu le indichi e a percorrerlo con fiducia e serenità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio, tu sei sempre accanto al cammino e alla ricerca dell'uomo. Rafforza l'impegno di quanti nelle varie organizzazioni umanitarie si prodigano nel combattere i mali del nostro tempo, anche a rischio della propria vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore, tu speri sempre nelle possibilità dell'uomo. Ti affidiamo il cammino e la conversione di quanti vivono nella violenza e nel sopruso, perché possano ritrovare un cuore di carne e riaprirsi a rapporti umani e sereni. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore, tu non ti stanchi di chiamarci a te. Fa che sappiamo accogliere con docilità i profeti che ci invii ancora oggi per guidare la conversione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio, che in Cristo Gesù hai compiuto le tue promesse e nella sua croce ci hai mostrato l'immensità incomparabile del tuo amore, ascolta le nostre preghiere ed esaudiscici per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Per la tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Per la tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie di Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Signore, ti preghiamo di accettare benigno per i meriti di San Pietro d'Alcantara questi doni che egli durante la sua vita ti offrì cuore per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie a te, Dio onnipotente ed eterno, nella memoria gloriosa di San Pietro d'Alcantara, che nel tuo
dare ogni cura alla crescita della Chiesa, corpo di Cristo, sposa senza macchia. Ai tuoi figli annunziò con fedeltà il Vangelo di salvezza e li nutrì dei divini misteri, perché nella comunione della vera fede e nell'operosità di un amore sincero si rivelassero al mondo come tuoi discepoli, eletti alla vita di grazia e destinati alla gloria del cielo. Uniti a questo tuo servo, con gli angeli e i santi, ti eleviamo, o Padre, l'inno di lode. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Esso colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti abbiamo offerto, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio,
dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo, Spirito. Faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il Padre San Francesco, Sant'Antonio, San Pietro d'Alcantara e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno e sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre del in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, con fiducia di figli diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto una parola, e io sarò.
1287. Mi rapisca, Signore, la forza del tuo amore, da tutto ciò che qui sulla terra allontana da te la mia mente. Mi rapisca, Signore, la forza del tuo amore, perché al tuo amore infinito io risponda in pienezza d'amore. Mi rapisca, Signore, la forza del tuo amore, nel memoriale della tua morte, che per me tu subisti in croce. Mi rapisca, Signore, la forza del tuo amore, nell'unità con il Padre Altissimo e nella gioia dello Spirito Santo. Rapisca, Signore, la forza del tuo amore. Preghiamo. Concedi, o Dio Onnipotente, che anche a noi possiamo ottenere largamente il frutto che San Pietro d'Alcantara riportò da questo celeste convito. Per Cristo nostro Signore. Ricordo che questa sera, siamo il terzo giovedì del mese, alle ore 17, alle 5, faremo l'adorazione eucaristica e con una preghiera prolungata, imperniata proprio sulla pace, per chiedere al Signore della pace e concludere proprio con il Santo Rosario. Qui c'è un po' l'anticipo
anticipazione dalle 6, il rosario del mese di ottobre, lo inseriamo nell'adorazione eucaristica delle 5. Il Signore sia con voi, ci accompagni con la sua benedizione Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore è la nostra forza, andiamo in pace. 0393. Ave Signora Santa, Madre di Dio Maria, Ave Regina per sempre Vergine, eletta dall'Altissimo Padre Celeste, dal Padre consacrata col Figlio suo diletto e con il Santo Spirito. Ave Signora Santa, Madre di Dio Maria, in te ripose Dio sua pienezza di grazia, ogni bontà e virtù. Di Dio sei tabernacolo, casa, palazzo e veste. Ave Signora Santa, Madre di Dio Maria.